Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera, ben trovati all'appuntamento con Onda Libera. Ci occuperemo di varie cose, intanto prima pagina dell'agenzia ANSA che si apre con l'arresto per terrorismo in Italia di marocchino ricercato per la strage al Bardo in Tunisia. È stato catturato ieri notte nel Milanese. Un cittadino nordafricano di 22 anni, presumibilmente marocchino, è stato arrestato nel Milanese perché ritenuto coinvolto nella strage al Museo del Bardo a Tunisi. È stato catturato dalla Digos a Gaggiano ieri sera. Era ricercato a livello internazionale dalle autorità tunisine che lo ritengono coinvolto nell'attentato che costò la vita a 24 persone, fra cui 4 italiani. Il marocchino arrestato era ricercato dalle autorità tunisine per la strage appunto al Museo del Bardo. È stato fermato a Gaggiano, Milano. Mentre a proposito di arresti e perquisizioni contro gli hacker, tra i siti violati il Ministero della Difesa, l'obiettivo era anche l'Expo. La Polizia di Stato sta eseguendo stamani fra Torino, Sondrio, Livorno e Pisa perquisizioni e arresti nei confronti di un'organizzazione di hacker responsabile di attacchi contro sistemi informatici di infrastrutture nazionali e siti istituzionali. L'ultimo bersaglio Expo 2015. Nel mirino degli hacker c'era anche il Ministero della Difesa, all'opera gli agenti della Polizia Postale e delle Comunicazioni del Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la protezione delle infrastrutture critiche. L'operazione è denominata Unmask, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma. L'accusa è danneggiamento di sistemi informatici, interruzione illecita di comunicazioni informatiche e telematiche, accesso abusivo a sistemi informatici, detenzione e diffusione di codici di accesso. Agli attacchi ai sistemi informatici di Ministero della Difesa, Forze Armate e di un altro ministero ha dedicato oggi ampio spazio il quotidiano Il Giornale, con un articolo in prima pagina in cui si dice che l'assalto, in corso da un mese, non avrebbe riguardato operazioni o informazioni top secret, ma solo quelle classificate. L'operazione della polizia ha permesso di individuare la cellula criminale al vertice dell'attuale panorama hacker italiani, responsabili nel tempo di numerosi attacchi ai danni dei sistemi informatici, scrive l'agenzia ANSA, che poi ci mette in prima pagina i sondaggi dell'Istituto Piepoli. Il Partito Democratico scende ancora, gli altri immutati. Il Partito Democratico è l'unico a subire una variazione nelle intenzioni di voto. Per la seconda settimana consecutiva è segno meno. In 14 giorni ha perso un punto dal 38 al 37%, SEL al 4%, Forza Italia al 10%, Lega Nord al 15,5%, Fratelli d'Italia al 4% e il Nuovo Centrodestra al 3%. Questo per quanto riguarda i sondaggi dell'Istituto Piepoli per l'agenzia ANSA. Tanto alla Camera si discute di scuola, ma parallelamente c'è anche un convegno sull'Italia che cambia il giornalismo, sta parlando in questo momento il direttore della Stampa di Torino, Mario Calabresi, a flash, non è che lo seguiamo, non preoccupatevi, proprio a flash così. C'è una fotogallery, c'è un video, c'è la possibilità di comprare le vacanze, un biglietto aereo, di giocare, di guardare le foto dei figli o degli amici, di qualunque cosa. Tutto quello che esiste nel mondo è potenzialmente a un click di distanza. E quindi o sei capace di lavorare, di tenere l'attenzione e di metterti in discussione, o se pensi di continuare a vivere di rendita come hai sempre vissuto, quella rendita lì non esiste più. Non esiste più. Quando il New York Times decide di fare instant article con Facebook, da dove parte il ragionamento? Il New York Times potrebbe permettersi di dire: io ho 50 milioni di utenti unici al mese. Cioè, l'Italia cambia, punto, è un dato di fatto, è il titolo del convegno. Cambia il giornalismo? Punto di domanda.
Il direttore della Stampa non è una presenza casuale perché, come sapete, è andata a lavorare per Laura Boldrini, che patrocina questo convegno, Anna Masera, che stava appunto alla Stampa di Torino e che ora si occupa della comunicazione della Camera. Questo è l'interrogativo che si pone dopo un'affermazione. L'affermazione della certezza è che l'Italia cambia, punto. Cambia il giornalismo? Punto di domanda. A proposito di giornalismo e di notizie, invece, un paio di notiziole di questi giorni, un po' così curiose, se vogliamo. La prima notiziola ha a che fare con tutto il bla 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 in tema di quote di migranti, quote europee, redistribuzione, tutta teoria, diciamo. Abbiamo capito che è tutta chiacchiera, anche perché gran parte dei paesi hanno detto già no a questa ipotesi di redistribuzione di quote di migranti. Intanto però è uscito un rapporto di Frontex al quale accennava non più di tanto ieri il Sole 24 Ore in un articolo di politica interna, un rapporto di Frontex che pone l'accento su un'altra questione, cioè il flusso di persone provenienti dalla cosiddetta rotta balcanica, non per mare dunque ma via terra, arrivati in Europa e in Italia attraverso i Balcani. Un fenomeno in forte aumento, secondo l'agenzia europea Frontex. Nel 2014, l'anno scorso, i passaggi illegali dei confini dell'Unione Europea, via terra e attraverso la rotta balcanica, hanno superato del 65% quelli del 2013. In termini di numeri, quelli del bimestre gennaio-febbraio di quest'anno, 2015, sono decuplicati rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Nei 2 mesi, gennaio-febbraio di quest'anno, sono state censite in passaggio 26.647 persone rispetto alle 2.445 del 2014. Una quota rilevante di questi 26.000 immigrati, indicati nel rapporto Frontex, è entrata in Italia, anche se Frontex non fa stime su questo aspetto, ed è da sottolineare che la zona bosniaca, la zona kosovara, la zona, diciamo così, balcanica, la rotta balcanica per riassumere, è una rotta ad alto tasso di islamismo acuto, per così dire, perché la Bosnia già da tempo e il Kosovo, in seguito specie alla guerra del 99, sono diventate terre d'elezione dell'islamismo che mira all'Europa e all'Italia. In ogni caso, una quota rilevante di questi 26.000 immigrati che in soli 2 mesi, gennaio-febbraio 2015, hanno percorso la rotta balcanica per entrare in Italia e in Europa, sono appunto entrati nella penisola italiana. Al Ministero dell'Interno cosa stanno facendo nel frattempo? Al di là delle chiacchiere europee sulle quote di migranti e tutti i progetti e la guerra agli scafisti e tutte queste belle cose che rimarranno nel mondo della teoria. Al Ministero dell'Interno il Dipartimento di Pubblica Sicurezza sta facendo alcune cose. La prima, sta definendo un sistema di identificazione, di rilievo delle impronte, di fotosegnalamento per soddisfare le pretese degli altri stati dell'Unione Europea. Ma soprattutto il Consiglio dei Ministri, questa è una notizia che è scivolata via, il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura 2 schemi legislativi che attuano 2 direttive che hanno ormai 2 anni dell'Unione Europea. Sono la direttiva numero 32 e 33 del 2013, che hanno come oggetto un oggetto abbastanza rilevante di questi tempi, cioè l'accoglienza e l'integrazione dei rifugiati. Per l'Italia, in sostanza di che si tratta? Il Consiglio dei Ministri ha approvato nel silenzio sostanzialmente di tutti i media, a proposito di ciò che sta dicendo il direttore della Stampa Calabresi in questo interessantissimo convegno alla Camera dei Deputati, l'Italia cambia, cambia il giornalismo, cambia e come? Cioè le notizie sono sempre più rare. Dopo 20 anni di rassegna stampa posso dire tranquillamente che questa è una tendenza in atto, diciamo così. Non so se in questo convegno alla Camera dei Deputati se ne parlerà più di tanto, però la tendenza in atto è quella a far scomparire i fatti, o comunque una bella categoria di fatti, quelli potenzialmente interessanti per i cittadini e i lettori. A fronte di tutto questo si dice che poi si legge meno, i quotidiani italiani sono i meno venduti in Europa. Un motivo ci sarà, perché quando cominci a occultare i fatti potenzialmente interessanti per i lettori e i cittadini, non meraviglia che il numero delle copie vendute diminuisca. Peraltro, appunto, si tratta di un fatto che è stato ampiamente non raccontato, il fatto che il Consiglio dei Ministri abbia approvato questi 2 schemi di decreti legislativi per attuare 2 direttive del 2013, la 32 e la 33 dell'Unione Europea, sull'accoglimento e integrazione dei rifugiati. In sintesi, questo cosa comporta per l'Italia? Per l'Italia si tratta adesso
di delineare un nuovo modello sulla base di queste due direttive, con lo schema che preveda l'indicazione di punti di sbarco, che sono in sostanza quelli attuali, dove sbarcano già gli immigrati, ma poi bisognerà creare degli hub, cioè dei centri regionali, strutture di prima ospitalità, rafforzare il sistema SPRAR, cioè il sistema che ha dato bellissima prova di sé con i soldi alle cooperative, il Magna Magna di cui ampiamente abbiamo parlato, il sistema di accoglienza e di integrazione che fa capo ai comuni che poi nel caso in cui arrivino i finanziamenti, come nella zona tanto amata dagli esponenti del partito del ministro dell'interno Alfano, quella della Catanese, la zona di Mineo e dintorni, dove c'è il più grande centro d'Europa e la più grande percentuale di voti, casualissimamente, per il partito di Alfano, che ha il suo uomo lì fin dall'inizio a gestire il CARA di Mineo, il sottosegretario Castiglione. In ogni caso quel sistema lì va rafforzato, il sistema di accoglienza e integrazione, con il raddoppio del numero dei posti disponibili. Come se fosse nulla, non è che avete capito male. Il raddoppio significa che se oggi abbiamo 100 dobbiamo creare 200 posti disponibili, 200.000, quello che sarà. Insomma, la direttiva impone lo schema di decreto legislativo che il Consiglio dei Ministri ha approvato in attuazione di queste direttive, prevede il raddoppio del numero dei posti disponibili. Quindi siamo davanti a questa curiosa situazione per cui si tenta di vendere al popolo, al cittadino, che si sta facendo in Europa questo e quell'altro, si discute di quote, sono casomai gli stati che non ci stanno, come la Gran Bretagna, la Francia e tanti altri, che sono egoisti, che non mantengono fede alla parola, eccetera, eccetera, chiacchiere, bla bla bla. Si farà la stupenda operazione di guerra agli scafisti, sempre nel limbo delle parole pure, che non si trasformano mai in atto, ovviamente, mentre di fatto in atti si sta prevedendo di raddoppiare il numero dei posti disponibili in Italia. Questo vuol dire naturalmente il raddoppio rispetto all'anno scorso significa 170.000 persone l'anno scorso, il raddoppio significa 340.000? In termini matematici sì. Oddio, sto governo con la matematica ha rapporti un po' particolari, diciamo così. Il furto te lo chiama regalo, ti dice ti do il 10% e ti dice ti sto dando tutto, non ci perde niente nessuno. L'ha detto il ministro dell'economia, uno che di numeri dovrebbe capirne, Padoan, ha detto l'altro giorno sulle pensioni, non perde niente nessuno. Poi uno va a guardare e dice perdo il 90% di quello a cui avevo diritto, quindi qualcosa ho perso. No, secondo il ministro dell'economia non hai perso niente, tu hai perso il 90%, cioè non hai perso niente. Allora il raddoppio del numero dei posti disponibili, secondo la matematica alla Padoan, dovrebbe voler dire nulla, cioè il suo contrario magari, cioè la diminuzione o l'azzeramento dei posti disponibili. Sta di fatto che invece in questo tipo di documenti è altamente probabile che valga la matematica normale, non quella di Padoan. Il raddoppio del numero dei posti disponibili è ciò a cui si sta attrezzando il governo con questo schema di decreto di attuazione delle direttive europee. Cioè in pratica il governo sta raddoppiando i posti disponibili per chi arriva in Italia. Raddoppiando, non una cifretta qualunque a caso. E magari prima o poi ne avremo notizia. Intanto ieri c'è stato un incontro al Viminale con i rappresentanti dell'ANCI, cioè dei comuni, perché va rafforzata quella rete di cui sopra il comune di Mineo, i tanti comuni che hanno i soldi per gestire l'accoglienza e via dicendo. Il Ministero dell'Interno ha ospitato ieri un incontro con i rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per ipotesi di incentivi ai comuni che accolgono i migranti. Incentivi già annunciati peraltro dal sindaco di Torino Piero Fassino nella sua veste di presidente dell'ANCI, giusto appunto. E le ipotesi di incentivi sono destinate ai bilanci dei comuni che si faranno avanti per l'ospitalità degli aspiranti rifugiati. L'aspetto invece del quale si parla relativamente poco, perché il ministro dell'Interno ha chiuso il discorso dicendo a noi non risulta, non c'è nessun allarme, l'aspetto più scabroso sarebbe quello dell'infiltrazione di potenziali terroristi nei flussi di immigrati. Il rapporto Frontex sembra smentire le certezze del ministro dell'Interno Alfano, anzi il rapporto Frontex conferma le preoccupazioni. Lo ha spiegato anche il vicepresidente del COPASIR, il Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti, Giuseppe Esposito. Il vero canale sicuro per l'accesso all'Europa è quello via terra,
ha detto il vicepresidente del Copasir, cioè attraverso i Balcani, perché è in quell'area balcanica che gli jihadisti, i guerriglieri santi Corano alla mano, possono contare su una vera e propria rete di protezione e di solidarietà. Il rapporto Frontex spiega anche che nell'aumento degli ingressi via terra colpisce la crescita di migranti provenienti dalla Siria, quelli che secondo Marine Le Pen in Francia sono al 90%, gli oppositori del presidente Assad, islamisti, terroristi potenziali. Dalla Siria dunque c'è stato un vero e proprio boom di ingressi via terra, non via mare, perché molti considerano troppo pericolosa la rotta che parte dalla Libia, cioè che attraversa il Mediterraneo, e preferiscono dirigersi verso l'Europa appunto via terra. La regione ha visto un ampio declino nel numero di migranti, la regione balcanica, cioè la rotta via terra verso l'Europa, un numero molto inferiore di migranti provenienti dal Nord Africa e dall'Africa occidentale, meno 90% nell'ultimo anno, e dal Pakistan, e un fortissimo aumento di ingressi provenienti da Siria e Afghanistan, più 363% rispettivamente e più 168%. Lo stesso discorso vale per i migranti provenienti dall'Iraq, aumentati dell'819%, sempre nella rotta via terra, quella balcanica. Buona parte degli immigrati rintracciati vengono appunto dai Balcani. Nel 2014, dice il rapporto Frontex, i migranti illegali provenienti specificatamente dal Kosovo sono quadruplicati rispetto al passato e sono raddoppiati anche i richiedenti asilo provenienti dalla stessa area, quella del Kosovo. Il numero si è fermato l'anno scorso a 33.400, il 134% in più sull'anno precedente, 33.400 richiedenti asilo dal Kosovo, che è il bel suol di jihad, potremmo così dire. Sempre di più, e specialmente in questi ultimi anni, a partire dalla famosa, mai tanto lodata guerra al Kosovo, alla Serbia, anzi, nel 99. Solo da Lidl gusti la freschezza di frutta e verdure italiana in formato XXL. Da domani, pomodori ciliegino 500 grammi più 150 gratis a €1,69 e carote 1 chilo più 250 grammi gratis a soli 99 centesimi. Solo freschezza e qualità. Solo da Lidl. Non cambiare stile di vita. Cambia supermercato. Lidl. Anch'io. Ceniamo fuori stasera? Conosco un ristorantino che fa una paella fantastica. Dove? A Valencia. Ma non è un po' troppo... Cosa? pesante? E se ci prendessimo una bella omeletta a Parigi? Abituatevi ad andare lontano. Con Seat Leon Turbo Diesel o metano fai oltre 1200 km con un pieno. Questo mese scopri Leon TGI a metano a €18.550 o €219 al mese. TAN 2,99, TAG 4,79. Salvo approvazione Seat Financial Services. Anche domenica e su seatitalia.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Allora, torniamo brevemente alla Camera dei Deputati, visto che stiamo parlando di giornalismo. L'Italia cambia il giornalismo. In questo momento un altro illustre rappresentante della casta giornalistica sta parlando, Marco da Milano dell'Espresso, sempre in TV, dappertutto. Ferocemente antileghista, antisalviniano, opinionista esperto di tutto praticamente, e naturalmente anche lui invitato alla Camera dei Deputati al convegno patrocinato da Laura Boldrini. L'Italia cambia, punto. Cambia il giornalismo, punto di domanda? Si respira nelle recite di Natale in famiglia, quando il bambino sale, racconta la poesia che già tutti conoscono, tutti gli fanno un bel applauso, gli dicono che è stato molto bravo e si va avanti così, con quell'atmosfera piacevole con cui poi si mangia il panettone. Era vero nel 1958, non è lontano dal vero, anzi tutt'altro, l'atmosfera che si respira in molti talk show anche dei giorni nostri, l'atmosfera delle recite in famiglia. La rete sta a questo giornalismo potente, sacrale, ieratico. Ma è come da Milano sputa nel piatto in cui mangia tutti i giorni e più di una volta al giorno, perché sputa sui talk show nei quali è ospite fisso praticamente, e appunto non solo una volta, magari anche più volte al giorno, ma poco ci importa, perché l'Italia cambia il giornalismo, punto di domanda.
A proposito invece della questione dei migranti, ieri abbiamo citato rapidamente l'intervista al sindaco di Nizza, Christian Estrosi, sul Corriere della Sera. Ve ne ripropongo qualche passaggio essenziale. Il sindaco di Nizza era accanto al premier francese Manuel Valls sabato scorso a Mentone, quando il primo ministro francese ha annunciato il no della Francia alle quote di immigrati proposte dall'Unione Europea, o meglio dalla Commissione Juncker. Ex ministro, deputato, candidato alla presidenza della regione di Nizza per il centrodestra, figlio di immigrati italiani, il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, chiede fermezza sull'immigrazione. Il premier francese Valls, per quanto appartenente al campo opposto rispetto al suo, socialista, ha fatto bene, dice il sindaco di Nizza, a rifiutare la proposta dell'Unione Europea. Sarebbe ridicolo redistribuire i migranti illegali tra paesi che hanno gradi di protezione sociale diversi. Non siamo d'accordo con il premier Valls quando si dice favorevole a una ripartizione di quanti chiedono il diritto d'asilo. Il diritto d'asilo oggi equivale a una passerella per i clandestini, dice il sindaco di Nizza. Solo il 5% dei respinti è effettivamente riaccompagnato alla frontiera. Il diritto d'asilo costa alla Francia 15 milioni di euro al mese, una spesa colossale. Dobbiamo evitare che certi paesi, come la Francia, vengano percepiti dai migranti come un Eldorado. In Francia esiste l'aiuto medico di Stato, che viene concesso dopo 3 mesi a chiunque si trovi in situazione irregolare sul nostro territorio. Costa 1 miliardo all'anno. Lo stesso vantaggio non esiste in altri paesi europei. La Francia non è una terra promessa. Ci sono milioni di disoccupati e di poveri, dice il sindaco di Nizza nell'intervista di ieri al Corriere della Sera. Le autorità italiane fanno quel che possono. Con il no della Francia e anche della Spagna, ma poi di tanti altri stati europei, il piano Juncker spero che sia definitivamente tramontato. Non ce lo possiamo permettere. Ricorrere alle quote significa accettare l'idea che accogliamo migranti per condannarli alla miseria. Non è quel che auguro né a loro, né al mio paese, né all'Unione Europea, dice il sindaco di Nizza Estrosino in intervista ieri al Corriere. Camera dei Deputati. Metro, mentre state qui vi state annoiando per quello che dico, state già passando a quello che si muove su Twitter. E quindi rotte queste due dimensioni del tempo e dello spazio, si è rotto tutto. Siamo noi che dobbiamo inseguire un ordine e una gerarchia fatta da altri, cioè fatta da ciascuno. Lasciamo Marco da Milano il suo interessantissimo intervento al convegno patrocinato da Laura Boldrini. L'Italia cambia il giornalismo? Punto di domanda. Un racconto interessante a proposito di giornalismo lo faceva ieri invece su Avvenire Stefano Vecchia, raccontando di una curiosa, storia di solidarietà fra islamici. Tutt'altro che solidarietà. I governi della Thailandia, della Malesia e dell'Indonesia hanno confermato la chiusura totale delle loro coste a nuovi sbarchi di persone, cosiddetti boat people. Quando si dice l'Australia, esempio di nazione che ha deciso di dire no agli sbarchi, con una certa modalità che ha avuto anche successo, c'è un altro esempio, questa volta riguarda la solidarietà intramusulmana che non c'è, che non esiste. I 3 governi, thailandese, malese e indonesiano, hanno detto no, hanno chiuso le loro coste a fratelli musulmani, fratelli Rohingya, che vengono dalla Birmania. Sui Rohingya, gruppo etnico di religione islamica che parla appunto questa lingua indoeuropea, il Rohingya, da cui prendono nome anche come popolazione, si è molto discusso circa il fatto che siano indigeni della Birmania oppure no. Sta di fatto che in Birmania non sono molto tollerati, anzi sembrerebbero essere una delle etnie più bastonate, dal regime birmano, e quindi scappano verso paesi musulmani come l'Indonesia o la Malesia in particolar modo, ma anche la Thailandia, che dovrebbero accoglierli, e invece si sono rotti le scatole di accoglierli a quanto pare, perché hanno chiuso completamente le coste a nuovi sbarchi. Agli appelli delle Nazioni Unite e anche degli Stati Uniti, per esempio, il governo indonesiano ha addirittura risposto proibendo ai pescatori indonesiani di portare a terra fuggiaschi in difficoltà, cioè contravvenendo a quelle famose regole del codice di navigazione che ci dicono che qualunque persona va salvata in mare. Ebbene, il governo indonesiano, ha addirittura detto ai suoi pescatori: non azzardarti a salvare qualcuno in mezzo al mare, perché sennò ti faccio una barca così.
Le 700 persone recuperate sabato dalle imbarcazioni in avaria al largo della provincia di Aceh sono state le ultime, ha detto il governo indonesiano. Gli unici a poter sbarcare nell'ultima settimana sono stati questi 700 salvati da pescatori indonesiani, ai quali poi il governo ha detto: basta, voi in mezzo al mare trovate qualcuno, fatelo annegare, non ce ne importa più nulla. Non che sia un modello, per carità, però accade anche questo. Sono ormai 7-8 mila, raccontava ieri Avvenire, i boat people a ridosso delle coste dei tre paesi, Malesia, Indonesia e Thailandia. Altri potrebbero trovarsi in viaggio nel Golfo del Bengala, perché non sanno assolutamente che le porte dell'accoglienza sono ormai chiuse. Persone abbandonate alla loro sorte dai trafficanti che sono in fuga per evitare l'arresto. Persone affamate, assetate, in molti casi ammalate, sotto la minaccia di violenze a bordo tra gruppi di diversa provenienza, etnia o religione, persone che attendono il loro infausto destino. Arrivano in maggioranza dalle coste dello stato di Rakhine in Myanmar, in Birmania, e dai litorali limitrofi del Bangladesh. In maggioranza sono appunto di etnia Rohingya, convinti a migrare da trafficanti senza scrupoli che li costringono a prendere il mare verso la lontana Malesia, in realtà un'odissea che spesso finisce sui fondali marini, oppure in fosse al confine thai-malese, oppure in schiavitù in aziende, campi, bordelli, su pescherecci che sono l'orgoglio delle esportazioni locali. In Thailandia, punto essenziale di transito, le inchieste e le pressioni internazionali e il crescente disagio della società civile e il tentativo del potere militare di alleggerire la pressione diplomatica dall'estero hanno spinto a sigillare le coste e ad avviare una campagna di arresto dei trafficanti e di individuazione delle responsabilità e delle coperture. Si teme uno tsunami di disperati. Giacarta e Kuala Lumpur, cioè Indonesia e Malesia, hanno disposto il respingimento al largo di chi dovesse tentare l'attracco. Cresce la pressione internazionale, per la Malesia anche quella interna, perché si tratta di comune fede musulmana tra i malesi e anche gli indonesiani e i cosiddetti boat people, cioè le persone, i disperati sulle barche. Accusato di essere all'origine della diaspora dei Rohingya, che potenzialmente pone oltre 1 milione di individui davanti all'alternativa genocidio o esodo, il governo della Birmania ha riconosciuto l'esistenza del problema, ma ha negato le proprie responsabilità. I Rohingya sono dunque diventati un bene da vendere, da scambiare, da sfruttare e di cui anche liberarsi. Non più di 1,5 milioni di individui che le frontiere post-coloniali hanno confinato in un paese, il Myanmar, la Birmania appunto, che non li riconosce come cittadini e dopo averli alternativamente ignorati e perseguitati per decenni, ha individuato una soluzione definitiva in campi permanenti oppure aprendo la strada all'esodo. Così i Rohingya hanno trovato prima finanziatori e passeur e poi sono caduti nelle mani di organizzazioni di trafficanti. Si stima che negli ultimi 2 anni almeno 120.000 persone si siano imbarcate. Sta di fatto che adesso i 3 governi della Thailandia, della Malesia, dell'Indonesia hanno detto le coste sono chiuse, niente nuovi sbarchi di boat people e il governo indonesiano ha addirittura proibito ai pescatori di portare a terra i fuggiaschi in difficoltà.
trovate qualcosa anche su YouTube, però ringrazio l'amico Fausto che mi ha dato il CD intero perché è piuttosto raro. 1958 l'incisione, poi è ripubblicata naturalmente. Ma ieri sera qualcuno avrà visto il sindaco di Firenze, Nardella, impegnato in uno scontro dialettico con Matteo Salvini. Il sindaco Nardella è di una simpatia assoluta, peraltro, è un uomo che credo posso essere condivisa questa mia modesta e irrilevante opinione, appena lo vedi ti è simpatico, è uno estremamente simpatico. Nardella è stato protagonista anche di un paio di articoli pubblicati la settimana scorsa sul Fatto Quotidiano a firma di Davide Vecchi circa un presunto regalo che Nardella ha fatto all'amico di Dell'Utri, a un immobiliarista le cui fortune non si sa come siano nate, scrive il Fatto. Sta di fatto che di fortune ne ha parecchie, e anche a Firenze ha fatto fortuna l'amico di Dell'Utri. Si è comprato una zona verde in pieno centro che è stata sostanzialmente regalata, addirittura, scrive il Fatto Quotidiano, dal signor Nardella al grosso immobiliarista. Si tratta del giardino pubblico Nidiaci, che è stato chiuso dal comune nel 2012 e oggi è un cantiere in pieno centro a Firenze, la città di cui Nardella, per investitura dinastica, passando attraverso l'inutile popolo bue, è diventato sindaco dopo che il sindaco di Firenze è diventato premier, cioè Renzi. Questo giardino Nidiaci era un'area verde, perché non lo è più, un'area verde a poche centinaia di metri dal centro di Firenze. Era un parco per bambini, un polmone di verde con una ludoteca e un centro anziani sulla quale ha messo le mani questo immobiliarista di nome Salvatore Leggiero con la I. Al posto delle mamme e dei passeggini adesso ci sono gli operai e le ruspe per l'ennesima speculazione edilizia, chiedo scusa, non speculazione, è una parolaccia, per l'ennesima operazione di investimento nel settore immobiliare, per essere corretti. Eppure quest'area era stata ceduta al comune nel 1920 dalla Croce Rossa degli Stati Uniti con un vincolo. Il vincolo era quello di destinarla ad attività per l'infanzia. Per 90 anni questo accordo è stato rispettato. Poi è avvenuta la trasformazione. Per mano dell'immobiliarista Leggiero, aiutato dal comune di Firenze, che è rimasto immobile, fermo e muto, con la giunta Renzi prima e con la giunta Nardella poi, ebbene, la trasformazione c'è stata in senso naturalmente di operazione di investimento immobiliare. Lo scrive nero su bianco in 2 sentenze anche il Tribunale di Firenze. Il Tribunale di Firenze ha certificato l'inefficacia e l'azione tardiva del Comune di Firenze per riappropriarsi di questo bene che è sempre stato pubblico. Perché l'inefficacia e perché l'azione tardiva? Perché Renzi chiuse il giardino nel 2012 e il suo successore in via dinastica al Comune di Firenze, l'attuale sindaco Nardella, se ne è interessato soltanto nel maggio di un anno fa, in piena campagna elettorale, maggio 2014. Intanto l'immobiliarista Leggiero aveva venduto un'abitazione a Sveva Nardella, cioè la sorella dell'attuale sindaco di Firenze. Un appartamento in Borgo Sanfrediano di cui oggi godono l'usufrutto i genitori del sindaco di Firenze, Umberto e Flora. Sarà una coincidenza che l'immobiliarista che ha fatto l'affarone con l'area verde dei giardini Nidiaci in pieno centro a Firenze, lasciata nel 1920 dalla Croce Rossa americana per attività per l'infanzia e per 90 anni è rimasta tale, sarà un caso che su quest'area, in pieno centro a Firenze, capirete che non è un'area proprio che fa schifo per operazioni immobiliari, sarà un caso che lo stesso immobiliarista che ha messo le mani sui giardini sia quello che ha venduto un'abitazione alla sorella del sindaco, ex parlamentare di Firenze, Nardella. Chi è questo immobiliarista? Leggiero, sbocciato giovanissimo in Publitalia di Dell'Utri, ha avuto più aziende e incarichi che anni di vita, 55 incarichi in aziende a 50 anni. Per lo più società immobiliari. Amico di Marcello Dell'Utri, è rimasto in rapporti con la moglie di Dell'Utri, Miranda Ratti. Nel 2009 Leggiero acquista i condomini che circondano il giardino Nidiaci per 2.450 metri quadri a circa 1,5 milioni di euro, compresa la ludoteca del giardino Nidiaci. Proprietari erano gli eredi di Umberto Nidiaci, caduti in disgrazia
tanto che i palazzi stavano andando all'asta perché gravati da ipoteche o pignorati da Equitalia. Acquistata l'intera area, oggi gli appartamenti di pregio sono in vendita a un prezzo tra i 6.000 e gli 8.000 euro a metro quadro. L'immobiliarista Leggiero nel 2011 inizia i lavori di ristrutturazione, ma li inizia allargando i propri confini fino nel giardino e installando una rete di recinzione, privando peraltro i bambini di una parte del giardino, compresa la famosa ludoteca, quella che c'era nella convenzione con la Croce Rossa americana fin dal 1920. I residenti protestano perché questo si è allargato, come si suol dire, e invocano l'intervento del comune. Prima quello del sindaco Renzi, il quale chiuse il giardino, però rassicurò: il mantenimento del nidiaci per questa amministrazione è una priorità assoluta e irrinunciabile. Conosciamo la carenza di verde pubblico in quella zona, disse l'allora sindaco Matteo Renzi, e siamo convinti del diritto dei bambini di avere spazi in libertà, come il giardino nidiaci, e garantì: o si raggiunge un soddisfacente accordo con la proprietà o si procede all'esproprio dell'area di evidente interesse pubblico. Era il 27 settembre del 2011. Il giardino è rimasto chiuso fino alla primavera 2013, quando oltre 200 famiglie riescono a raggiungere un accordo col comune per avere accesso ai nidiaci. Entrano e scoprono la recinzione, la ludoteca ormai inglobata e trasformata in un condominio di lusso. Il resto del giardino usato per far passare ruspe e accatastare materiale. Insomma, un cantiere. Partono le denunce, prima al comune di Firenze, senza risposta, poi ai giornali locali, anche attraverso un sito del comitato Oltrarno Futuro. La prima pubblicazione è del 13 febbraio 2013. Iniziano le interrogazioni in consiglio comunale, tutte senza risposta. S'arriva alla primavera del 2014, tempo di elezioni. Renzi è andato a Palazzo Chigi e ha lasciato Firenze in eredità a Nardella, che a maggio si presenta in Oltrarno e dichiara: siamo in campagna elettorale, il nostro obiettivo rimane lo stesso, ora dobbiamo essere più incisivi, bisogna rientrare in possesso della ludoteca e del giardino, utilizzeremo tutti i mezzi immaginabili, dice Nardella in campagna elettorale per diventare sindaco. Abbiamo perso tempo, abbiamo perso anche credibilità, ammette Nardella, ma garantisce: se si presenta un braccio di ferro noi lo facciamo fino in fondo, anche attraverso un vero esproprio nell'interesse della pubblica utilità, perché per noi questo è un obiettivo, dobbiamo trovare gli strumenti giuridici per raggiungere l'obiettivo. Così parlò Nardella in campagna elettorale. Ai dubbi espressi dai presenti, Nardella ribadì: ci sono una serie di strade che abbiamo imboccato, prima con le buone, e se con le buone non è possibile, useremo tutti gli strumenti, al 100%, garantì Nardella. Era il maggio del 2014. A distanza di un anno, Nardella ha firmato invece la resa definitiva all'immobiliarista Leggiero. A inizio aprile 2015, con l'assessore all'urbanistica Elisabetta Meucci, oggi candidata alle regionali in Toscana nelle liste del PD col presidente uscente Enrico Rossi, e fortemente sostenuta dai renzianissimi Luca Lotti e Francesco Bonifazzi, tesoriere del PD, ha siglato la revoca di tutti i vincoli a uso pubblico dell'area, cioè non solo regalata all'amico, ma diciamo firmata la revoca di tutti i vincoli a uso pubblico. Non solo, il sindaco Nardella ha variato il piano regolatore per permettere la realizzazione anche dei parcheggi interrati. In pratica, nella parte del giardino di cui si è impossessato Leggiero, sorgeranno dei garage. Contattato dal Fatto Quotidiano, il sindaco Nardella garantisce di non avere mai conosciuto, né parlato, né visto l'immobiliarista Leggiero e di non sapere, un altro a sua insaputa, che lo stesso immobiliarista che ha fatto l'affare in centro a Firenze, ai giardini nidiaci, avesse venduto una casa a sua sorella, a suo papà e alla sua mamma del sindaco. Nardella dice: hanno venduto casa questo qui che fa affari nel mio comune ai miei genitori e a mia sorella? Non lo sapevo, era a mia insaputa. Si tratta di una coincidenza, ha detto Nardella, e niente di più. Sul giardino infine annuncia: valuteremo ogni possibile azione legale in difesa dei nidiaci, ma i residenti ovviamente
non ci credono più, perché al contrario il Comune ha variato il piano regolatore per fare i parcheggi e ha revocato tutti i vincoli a uso pubblico. L'amico di Dell'Utri, signore di Firenze e dei palazzi di pregio, era il titolo dell'altro pezzo del Fatto Quotidiano, perché il signor Leggero non ha solo il giardino Midiaci a Firenze, ha palazzi nobiliari, ha residenze storiche, alberghi di lusso, ristoranti unici, tutti prestigiosi, tutti in pieno centro a Firenze, tutti nell'area che circonda gli Uffizi, in via della Pergola, in Palazzo Remedi, in Corso Tintori, in Borgo Pinti, via della Chiesa, via Ricasoli, via Cerretani alle spalle del Battistero e molti altri. 7 condomini, una trentina di appartamenti, un albergo, un paio di ristoranti, tra cui Alfredo sull'Arno, l'unico con terrazza affacciata sul Ponte Vecchio. Il patrimonio del signor Leggiero è difficilmente quantificabile ed è stato creato dal nulla in poco più di 5 anni, dal 2009 in avanti. Immobili intestati e gestiti da 8 diverse società, SRL, a responsabilità limitata, tutte riconducibili all'imprenditore Salvatore Leggiero. Come persona fisica, a suo nome, ha registrato in realtà solo la proprietà di 2 abitazioni. La casa acquistata nel 2009, in cui tuttora vive in via Ghibellina a Firenze, alle spalle di Santa Croce, e l'appartamento in Borgo Sanfrediano, di cui però si è liberato vendendolo a Sveva Nardella, la sorella di Dario Nardella, allora vice sindaco di Matteo Renzi, oggi sindaco di Firenze, il quale però non ne sapeva nulla e nemmeno del fatto che l'usufrutto sia andato ai genitori del sindaco Umberto e Flora dopo la vendita dell'appartamento da Leggiero alla sorella del sindaco Nardella. Il 2009, fra l'altro, l'anno dell'inizio di queste straordinarie fortune immobiliari a Firenze dell'amico di Dell'Utri, il 2009, tra l'altro, è l'anno in cui acquista sempre Leggiero, anche attraverso la sua società Amore e Psiche Holding, che bel nome, Amore e Psiche Holding. Nel 2009, dunque, Leggero, attraverso la sua holding Amore e Psiche, acquista i palazzi confinanti con il giardino di Nidiaci, quello di cui parlavamo prima, poi chiuso dal comune e in parte ceduto allo stesso Leggero, nonostante Renzi prima e Nardella poi avessero garantito ai residenti della zona che sarebbero ricorsi anche all'esproprio se Leggero non avesse restituito l'area al comune. È andata insomma nel silenzio e prendendo in giro i cittadini. Oggi ci sono 4 condomini di pregio che l'imprenditore sta vendendo in quell'area che Renzi e Nardella avevano detto la difenderemo fino all'ultimo, anche con l'esproprio. Mancano soltanto i garage, però la giunta Nardella ha cambiato il piano regolatore, ha dato i permessi e verranno realizzati al posto del giardino. Insomma, uno può fare tutto quello che vuole naturalmente, però è abbastanza curioso, mettiamola così, che intanto a sua insaputa questo dice sto favorendo un imprenditore che ha fatto dei favori ai miei familiari, a mia sorella, ai miei genitori, e a mia insaputa non lo sapevo, è una casualità, una coincidenza. Poi prometto in pubblico fuoco e fiamme per difendere l'area e non solo faccio il contrario, cioè firmo una variante al piano regolatore e revoco tutti i limiti che il privato poteva avere in virtù del fatto che c'erano delle servitù pubbliche. Le revoco tutte, cioè tutto quello che può essere in odore di comune lo cancello per fare in modo che l'imprenditore immobiliare possa fare il suo, e l'ha fatto. Mancano soltanto i garage. Chi è questo Leggiero? Nato a Napoli nel giugno del 65, inizia a lavorare negli anni delle scuole superiori, aiuto elettricista, venditore di enciclopedie porta a porta. Dopodiché scopre l'universo della pubblicità. A fine anni 80 entra in SBE, che poi diventa Publitalia, guidata da Marcello Dell'Utri, con cui crea un profondo legame. Nel 93, anno in cui Dell'Utri crea i circoli di Forza Italia, Leggero è uno dei collaboratori di Dell'Utri. Durante le perquisizioni dell'inchiesta della Procura di Torino che porterà per la prima volta in carcere Dell'Utri per i fondi neri di Publitalia, la Guardia di Finanza sequestra la rubrica telefonica di Dell'Utri in cui compare il numero di Leggiero, abitazione e auto. Anni dopo, nei tabulati telefonici allegati all'inchiesta per mafia della Procura di Palermo avviata nel 96 a carico di Dell'Utri,
Si trovano diverse telefonate tra i due. I rapporti non si allentano. Nel 2014, dopo la condanna definitiva di Dell'Utri a 7 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa, Leggero partecipa alla pubblicazione sul Corriere della Sera della pagina in sostegno di Dell'Utri organizzata dalla moglie di Dell'Utri, Miranda Ratti. Dopo la pubblicità e il resto del curriculum. Leggi qui, Golf con Tech & Sound Pack da 16.900 euro. Sì, la versione base. Poi se vuoi anche il navigatore touch ti costa 16.900 euro. E se vuoi anche il Bluetooth 16.900 euro. I sensori di parcheggio 16.900 euro. Allora io voglio anche il cruise control, il rilevatore di stanchezza. Scopri Golf 5 porte con Tech & Sound Pack da 16.900 euro. E solo a maggio il navigatore touch è in omaggio. Anche sabato 23 e domenica 24. Info su Volkswagen.it. Bertolli presenta Le gemelle Bertolli. Monica adora tuffarsi nell'avventura, anche in cucina. Io amo un solo gusto, Bertolli Gentile. 3 gemelle, 3 sapori, un grande olio. Extravergine Bertolli, unico come i tuoi gusti. Ceniamo fuori stasera? Conosco un ristorantino che fa una paella fantastica. Dove? A Valencia. Ma non è un po' troppo... Cosa? pesante? E se ci prendessimo una bella omeletta a Parigi? Abituatevi ad andare lontano. Con Seat Leon Turbodiesel o metano fai oltre 1200 km con un pieno. Questo mese scopri Leon TGI a metano a 18.550 euro o 219 euro al mese. TAN 2,99, TAG 4,79. Salvo approvazione Seat Financial Services. Anche domenica e su seatitalia.it. www.radiopadania.net, il sito internet di Radio Padania Libera. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Se avete tanta voglia di dormir bene, venite alla Mondoflex. Tanti nuovi prodotti di altissima qualità a prezzi decisamente contenuti. Vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Sei una casalinga e hai bisogno di guadagnare con un lavoro semplice e senza investimento? Hai bisogno di un'ulteriore entrata? Azienda italiana giovane in forte espansione ricerca collaboratori su tutto il territorio nazionale. Non si richiede esperienza né investimento. Hai 2 ore al giorno per incrementare le tue entrate? Vuoi far parte di un team giovane e dinamico? Telefona al numero 800 84 2322. Per traslocare ho scelto Grillo Antonino perché hanno cura del mio trasloco e del mondo in cui viviamo grazie a Ecotrasloco. Scegli Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità che rispetta anche l'ambiente. Chiamalo 02 43 52 24. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. In molti hanno dichiarato guerra a Radio Padania Libera. Tu, da che parte stai? Abbiamo urgentemente bisogno di te. Per aiutare Radio Padania Libera, fai un contributo volontario sul conto corrente postale numero 37671294. Oppure prenota un pranzo a sostegno della nostra emittente chiamando 339 63 95 685 339 63 95 685. Noi non ci arrenderemo mai. Allora, chiudiamo questa storiella fiorentina di giardini, di spazi pubblici protetti da antiche convenzioni e consuetudini, da proclami stentorei, faremo di tutto, arriveremo all'esproprio, Renzi, Nardella, eccetera, poi dopodiché si cede al privato, per di più amico di Dell'Utri, per di più, non è che sia un aggravante, per di più nel senso che, visto che si parla di oligarchia crème della crème del Partito Democratico,
lasciar fare affari nella propria città all'amico di Dell'Utri, così è normalissimo, per carità, però una certa, come dire, curiosità la suscita. La strada di Dell'Utri e quella del signor Leggiero si divide nel 94. Leggiero diventa imprenditore per conto suo dopo l'esperienza in Publitalia e la nascita di Forza Italia. Crea grandi scuole, società che poi vende al CEPU, poi apre un call center, fa comunicazione, telemarketing, poi fonda la HRD con Roberto Re. Se cercate su internet, Roberto Re è uno dei re, appunto, dei corsi di coaching motivazionale, cioè sono quelli che ti insegnano come raggiungere gli obiettivi nel lavoro, nel campo dell'imprenditoria, anche nella vita in generale, facendo una vera e propria filosofia, la filosofia della motivazione, cioè se tu sei motivato arrivi dappertutto, che non è neanche sbagliato, perché visto qui è arrivato alla Presidenza del Consiglio, in effetti questi corsi di coaching motivazionale possono avere successo. In ogni caso, dopo aver fondato con Roberto Re la HRD per la formazione finanziaria, nel 2009 il signor Leggiero scopre il mattone, l'immobile. Compra tutti gli appartamenti di pregio che riesce a trovare nel centro di Firenze, patrimonio creato dal nulla da lì a 5 anni, e per lo più li compra da enti pubblici. Il palazzo che ospitava l'INPS, tanto per dire, oggi a Firenze è suo, è del signor Salvatore Leggiero. Il bellissimo palazzo di via Vecchietti 13 alle spalle del Duomo di Firenze, un tempo di proprietà della BNP Paribas, lo acquistò Leggiero nel 2011, 4 piani per oltre 2.500 metri quadri, che nel 2012 era entrato nelle mire prima di Abercrombie e poi della Apple per aprire un loro store, e invece vince Leggiero, il quale evidentemente aveva tanta di quella liquidità, o la possibilità di averla a disposizione, che si è comprato una bella fetta di Firenze, diciamo così, sotto Renzi e sotto Nardella. Rinunciarono infatti sia Abercrombie sia Apple all'ottimo stabile alle spalle del Duomo, e Leggiero trasformò lo stabile in appartamenti, soltanto 8 di super lusso, ne ha venduti 6, ne restano ancora oggi 2 attici, uno da 290 metri quadri, 6 camere e altrettanti bagni, 52 metri quadri in più di terrazzo, l'altro 190 metri quadri, 32 esterni. Trattative riservatissime, ma in zona i prezzi raggiungono i 12.000 euro al metro quadrato. Nel 2013, sempre Leggiero acquista un pacchetto di immobili dalle assicurazioni generali e l'hotel Annalena davanti ai giardini di Boboli. Impossibile stilare l'intero elenco delle proprietà di Leggiero, e la campagna acquisti non è finita, perché la nostra prospettiva è di investire sul territorio circa 300 milioni di euro, lo scrive Leggiero sul suo sito, sul sito della sua holding, e specifica che al momento sono a disposizione un numero limitato di proprietà prestigiose sul mercato di Firenze, che rappresentano un'opportunità di investimento unica. I venditori sono entità istituzionali, specifica l'immobiliarista sul suo sito. Finora è riuscito a fare ottimi affari. In via della Chiesa ha acquistato 3 condomini destinati all'asta, perché pignorati da Equitalia, per poco più di 1 milione di euro. Li ha rivenduti dopo la ristrutturazione a un prezzo tra i 6 e gli 8.000 euro al metro quadro. Complessivamente si tratta di appartamenti per oltre 2.000 metri. L'ennesimo affare per Leggiero, che ormai ha superato l'amico Marcello e sembra essere solo all'inizio di una carriera fantastica da immobiliarista, scriveva Davide Vecchi sul Fatto Quotidiano. Così abbiamo chiuso anche questa storiella fiorentina, perché è molto meglio, piuttosto che 4 mamme piagnucolose che difendono il giardino e i loro bambini e il verde pubblico in pieno centro, è molto meglio avere come amico uno che ha in prospettiva di investire 300 milioni di euro, o no?
pensioni e sul lavoro, sulle tasse, su questo potremmo parlarne in Parlamento, visto che qua a Strasburgo io pensavo che questa settimana si parlasse di immigrazione, visto che ci hanno detto che l'Europa stava intervenendo. Invece qua io sono a Strasburgo, oggi abbiamo parlato di tutt'altro, domani parliamo di pietre preziose che arrivano dai paesi in guerra. Intanto la Francia dice che gli immigrati ce li teniamo noi, l'Inghilterra dice che ce li teniamo noi, l'Ungheria dice che ce li teniamo noi e qua a Strasburgo nessuno fa niente. Almeno a Roma possiamo parlare di pensioni e cancellare la legge Fornero e anche cancellare il ricordo della signora Fornero, che io ogni volta che vedo in televisione che dobbiamo fare? Mi innervosisco. La sopprimiamo. Potrebbe, in quel momento, però potrebbe chiedere scusa. Potrebbe chiedere scusa. Potrebbe solo chiedere scusa. Io ho sbagliato tante volte in passato. Un attimo, Salvini. Potrebbe almeno chiedere scusa. Un attimo, Salvini. Un attimo, Salvini. Un attimo solo. Questa roba qui di metterla su una persona e basta, ma cioè deve attaccare la Fornero come persona, come donna. Eravate andati anche a casa sua, non ricordo dove, in Piemonte, davanti a farla fiaccolata. Cioè parlate seriamente di pensioni, problemi. cosa vuol dire metterla lì? Poi anche la Meloni l'hai votata o non la Fornero? Questo è il punto vero. La legge Fornero l'hai votata anche tu. Allora basta, l'hai votata anche tu. No, basta. Cioè non è che si può qui. Allora posso rispondere? Non si può fare bisogna decidere una cosa. Posso dire una cosa? Bellissimo quello che dice lui. Dove li No, un momento, questo era il direttore della Stampa, poi c'è Giorgia Meloni, avete sentito Salvini, poi arriva Nardella. No, ma sentiamo tutto, tanto già che ci siamo. Non sono della Fornero, ma sono del decreto Salva Italia. Quindi stiamo parlando di due cose diverse, questo solamente per chiarire. D'accordo, però lei il decreto Salva Italia l'ha votato. Posso dire una cosa? Il decreto Salva Italia ha votato anche quello. Però mi fai rispondere. Ma mi fai rispondere. Ha votato tutto. Sì, ma mi fai rispondere. Allora, primo, fermi. Devo dire una cosa, però siccome mi state parlando di me, dica la cosa e poi dobbiamo andare in pubblicità, ma poi continuiamo. Rispondo velocemente delle mie scelte. Prego. Primo, se il blocco delle indicizzazioni delle pensioni è stato fatto su quelle da 1.400 e non addirittura su quelle da 900, è stato per una battaglia che io ho fatto in commissione. Secondo, se lo stesso decreto prevedeva un prelievo di solidarietà sulle pensioni d'oro, è stato per una battaglia che io ho fatto in commissione. Terzo, fermo un attimo, fammi finire. Ma non ti agitare. Fermo un attimo. L'hai sostenuto sì o no? Poi terzo, io facevo parte di un partito. Sostenuto, sì io facevo parte di un partito che sosteneva il governo Monti. Ho fatto la mia battaglia. Quel partito, mi dovete fare finire, ragazzi, così veramente. Parli solo tu, però, abbi pazienza. Scusa, voi state parlando di me, io avrò il diritto di rispondere o puoi parlare solo te? Siccome non sono una che si può mai vergognare per le scelte che ha fatto, mi fai argomentare le mie scelte. Facciamo concludere. Io facevo parte di un partito che ha sostenuto il governo Monti. Ho fatto la mia battaglia perché quel partito non sostenesse il governo Monti, ma siccome non sono un Alfano qualunque, me ne sono andata quando ho chiesto un altro mandato agli italiani e fin quando sono stata nel PDL ho fatto quello che diceva il mio partito, dopodiché me ne sono andata e ho fatto altre scelte. Perfetto. E non ho rivendicato la scelta di sostenere Monti, che non avrei fatto. Ti dico un'ultima cosa, quando noi votavamo quei provvedimenti ci venivano a dire che non c'erano i soldi per pagare gli stipendi e che tutti dovevano fare dei sacrifici perché non c'erano i soldi per pagare gli stipendi. Oggi scopriamo che quei soldi sono finiti, che quei soldi sono finiti a fare miliardi di marchette alle banche. Allora io non solo dico scusate per aver votato quei provvedimenti perché non dovevo farlo neanche se il mio partito li sostenevo, ma sai che faccio? Metto in piedi, come sto facendo, un pool di avvocati per aiutare gli italiani con una class action a riprendersi i soldi che Monti gli aveva. Perfetto. E sono responsabile delle scelte che ho fatto. Subito Salvini, poi arriviamo anche a Zanetti. Salvini, allora, che cosa pensa della Corte Costituzionale e cosa risponde a Nardella? A Nardella non ho niente da rispondere perché si è qualificato da solo. Guarda solo al passato. Mi spiace che attacchi dei suoi deputati del PD. Perché il dato è pubblico, non adesso in diretta perché se no calano gli ascolti. Durante la pubblicità consiglio ai telespettatori, soprattutto agli elettori del PD, di andare sul sito ufficiale mapranking.eu che certifica le presenze e le attività dei parlamentari europei a Strasburgo. Salvini, che è l'ultimo degli scemi, ha il 91% di presenze a Strasburgo e ha
e ha 610 europarlamentari dietro di sé per attività, fra cui molti eurodeputati del PD. Quindi Nardella, lei domani prenda il telefono e richiami i suoi che eurodeputati risultati hai del portato, PD. Salvini? Parliamo di pensioni. Presentato a Bruxelles. Scusi. Facciamolo finire che collega. Le faccio un esempio. Guardi, sono l'unico, la Lega è stata l'unica che ha votato, ad esempio, contro l'accordo col Marocco per riempire di frutta, verdura e pesca l'Italia che arriva dal Marocco. Quindi gli agricoltori siciliani o toscani hanno da ringraziare il PD se sulle nostre tavole sulla Corte arriva Costituzionale. la Salvini, parliamo di pensioni. Il Marocco, bene, complimenti per il Marocco, ma parliamo di pensioni. Ragazzi, parliamo di pensioni, Salvini. Parliamo dei problemi di cui stiamo discutendo. Ma complimenti per il Marocco, lo vada a dire agli agricoltori che hanno chiuso. No, ma lei ha ragione, però io volevo parlare di pensioni. In Sicilia un giorno parli in un modo, un giorno parli in un altro. Salvini, in Sicilia... Un attimo, facciamo finire Salvini, però un attimo Nardella, facciamolo finire. Io capisco che fare l'esponente del Partito Democratico sia difficile perché oggi Renzi attacca la Fornero che ha votato. Dai, parliamo di pensioni però. E si impegni un po' meglio, perché i fiorentini meritano qualcosa di meglio dal mio modesto. Non so la Lega come va a Firenze, le pensioni, forse tu lo sai. Le pensioni, eccoci, dai. Le pensioni, ma scusi, ma io chiedo per onestà intellettuale, la Corte, che io ho sempre contestato, perché secondo me la Corte Costituzionale in questo momento, per come è data, per come è pagata, non ha senso e fa sentenze politiche. Io lo dicevo prima e lo dico adesso, ma se in questo caso la Corte riconosce che qualcuno ha derubato di 18 miliardi di euro ai pensionati, signor Nardella del PD, se qualcuno dice che qualcuno ha rubato 18 miliardi di euro a 6 milioni di pensionati italiani, le pare normale che il suo amico Presidente del Consiglio al massimo dica le posso rispondere? Ha approvato un provvedimento. Facciamolo finire, se no in collegamento con Casino. Dai, signor Sindaco educato, mi fa parlare? E lei si occupi di sgomberare i capannoni occupati dai Rom a Firenze, su cui poi gli imprenditori devono pagare l'IVA. Lei si preoccupi di sgomberare i capannoni della sua città, occupati dai Rom, su cui l'IVA devono pagarla ai cittadini. Salvini, tu giri troppo chiacchiere, noi siamo a lavorare a Parigi, per favore. Abbiamo fatto 9 sgomberi, così non capisce niente nessuno, è perfettamente inutile così. Non capisce niente nessuno e io voglio che si parli di pensioni, perché la gente che sta a casa vuole capire come va a finire la vicenda della previdenza. Sto semplicemente dicendo che secondo me è sbagliato. Se riesco, se il signore di Firenze mi permette di finire. Mancano 16 miliardi. Mancano 16 miliardi. Mancano 16 miliardi. L'applicazione dei costi standard. C'era Zaia. Beh, perché io non sono un genio. Zaia non è un genio. Però i numeri della sanità sono scritti, sono evidenti. Quanto costa un posto letto, quanto costa una TAC, quanto costa una mammografia. Se il signor Renzi facesse un decreto, visto che fa decreti su tutto, di 2 righe, in cui costringesse tutte le regioni italiane a spendere per gli ospedali quello che spende il Veneto, si risparmiano 20 miliardi e trovi i soldi da ridare ai pensionati. Allora, sentiamo... Mi domando perché non lo fanno? Perché evidentemente ci sono dei voti, ci sono degli appalti, ci sono degli interessi, ci sono degli sprechi, ci sono delle consulenze. È difficile da chiedere. Salvini, scusa, una domanda. Posso fare una domanda a Salvini? Solo una domanda. I 600.000 euro che il presidente delle ferrovie del nord Milano di ieri, che ha rubato, per il quale si è dimesso, a chi li restituiamo? Salvini, a chi li restituiamo? Che ha speso per le pay TV e per i suoi affari personali. Una risposta flash, perché poi devo sentire Zanetti, perché qui c'è un problema di dove andiamo a trovare sti soldi. Tutti parlano, dicono restituiamo, facciamo. Mi scusi, se quel signore si è preso dei soldi che non c'entra niente con la Lega, che non doveva prendere, li restituisce. Però mi permetta il sorriso, Lei sta parlando da una terra che col Monte dei Paschi di Siena ha fregato miliardi di euro agli italiani che ci stanno rimettendo gli italiani. Quindi prima di parlare di sprechi degli altri, guardi in casa sua. Perché il Monte dei Paschi di Siena è una vergogna planetaria. Ma poi scusi, Norberto Achille, presidente delle Ferrovie Nord Milano, che cavolo c'entra col discorso sulle pensioni? Forse ci può aiutare quest'uomo, però, forse ci può aiutare lui. Io sono andato a rubare per mangiare, per vivere, mi sono inserito in società senza aiuto di nessuno, ho pregato il Signore, io voglio cambiare,
Ho cambiato! Ecco a voi Gerardo Bevilacqua, 57 anni, candidato sindaco a Cerignola con la lista civica Voci Nuove, che poi è anche il nome della sua associazione che organizza spettacoli ispirati alle sceneggiate napoletane. E il suo stile ricalca in pieno il melodramma partenopeo. Bevilacqua è il fenomeno del momento su internet. Sta spopolando il video in cui colpisce con uno schiaffo e una sedia un suo collaboratore, accusato di aver organizzato una cena elettorale con un risicato menù a fronte delle spese sostenute. Di lui si parla a Cerignola già da alcune settimane, grazie ai video pubblicati dal portale La Notizia Web. L'aggressione è tutto già chiarito con il malcapitato, spiega Bevilacqua. La sua priorità è la campagna elettorale per le comunali. Lui è davvero convinto di diventare sindaco, ovviamente al primo turno. Io che cosa chiedo? Di farmi uscire a prima botta. Ballottaggio io non faccio per nessuno. Se andasse al ballottaggio? Per nessuno, con nessuno. Mi ritiro. La priorità per Cerignola, il lavoro ovviamente, e attacca i rappresentanti cittadini in regione. Tu a Bari porti i soldi, e a Cerignola porti la mannezza! I cristiani stanno morendo! La sua ricetta è molto semplice. 4 quid, se si faccia la povera gente, la delinquenza, penserò, farò e dirò che la povera gente di tutto il paese, i cittadini di Cerignola, vi voglio bene a tutti. Grazie. Pensioni, un altro flash, così poi ci salutiamo, quello di stamani con il capogruppo della Lega alla Camera, Massimiliano Fedriga, che ci riporta al tema pensioni Fornero. Allora, questo ragionamento è un ragionamento che sinceramente non fa una piega, Federica, cioè lui dice non è un problema che noi non vogliamo rimborsare che la pensione da 5.000 euro, è che non ce lo possiamo permettere, perché se andiamo a prendere quei soldi lì da altri settori vuol dire togliere i servizi, togliere asili, togliere professoresse, maestre dalle scuole, come facciamo? Bisogna partire, secondo me, da una premessa di verità. La premessa di verità è che i soldi non sono stati tornati per intero a chi ha le pensioni più basse. Quelle che prendono 1.100 euro al mese non hanno ricevuto indietro quanto dovuto. Non è vero che sono stati colpiti soltanto chi prende 6.000 euro al mese, è stato tornato meno della metà a chi prende 1.100 euro netti al mese, magari è il figlio disoccupato a casa da mantenere. E non è un anticipo che è finita. Anticipo, non è detto. Una tantum, non è un anticipo. Vuol dire che questa si è risolto il problema. L'hanno chiamato bonus e carino. Quindi che Renzi vada in TV a dire abbiamo voluto colpire chi prende 6.000 euro al mese e tutelare le pensioni più basse è l'ennesima balla renziana. Ne prendiamo atto con rammarico, però penso che in questo momento, soprattutto in cui il Paese sta vivendo una grave crisi economica e anche i pensionati la vivono sulla loro pelle, bisogna perlomeno avere il coraggio di raccontare la verità. Dopo, ripeto, io non pretendo che nessuno abbia la bacchetta magica, però penso che ci sia il diritto dei cittadini che la politica gli dica le cose come stanno veramente, altrimenti continuiamo a raccontare delle balle in giro e non arriviamo mai ad affrontare il problema. Seconda cosa, penso oltretutto che sia colpevole mettere i pensionati contro i giovani, contro il lavoro, contro l'impresa, perché quei soldi
che sono stati fregati ai pensionati non è che li hanno presi e li hanno dati ai giovani per avere un lavoro e per avere una previdenza migliori. Sono stati utilizzate in parte per coprire dei buchi pubblici, colpa della politica, in secondo luogo, e bisogna ricordarlo. Noi stavamo andando in adesso, sì, anche questa è la leggenda, ti rispondo. Adesso voi siete alle posizioni, ma chiaramente Maroni faceva il ministro, seconda cosa, sono stati utilizzati per pagare i debiti delle banche tedesche e francesi, perché erano esposte coi paesi come la Grecia. Quindi i soldi dei pensionati sono andati alle banche tedesche e francesi usciti dall'Italia, e questa è la verità dei fatti. Se devo dire poi rispondere a queste continue provocazioni che arrivano dal PD, stavamo andando nel disastro, ricordo che in questo momento in cui siamo oggi, dopo la cura Monti, Letta e Renzi, la disoccupazione rispetto a quel dramma fantomatico che loro raccontano è salita di 4 punti. Il debito pubblico è al massimo storico. Va bene. No, la disoccupazione giovanile 43,9%, massimo storico. Stanno uscendo le notizie dell'Istat, effettivamente, insomma, adesso, dire che prima andava tutto male e adesso che i cittadini non hanno da mangiare, devo sentire Francesco Verderani, però prima vi faccio vedere che ha detto Tito Boeri. Effettivamente, dice la conduttrice, effettivamente mi è venuto un dubbio, ma per non citare altre personalità, naturalmente, e per non essere irriverente e querelabile, ma è più efficace Gerardo Bevilacqua o Cettola qualunque? Che dite? Buonasera. Vita mia. Basta la musica. Non sappiamo. Oh cazzo, vita mia. Cari amici elettori e stronze fetose che non mi avete votato, cornute! Ho fatto una pensata geniale. Perché il turismo è l'elemento che può darci il via per una rinascita troppo spessatamente e qualunquamente sottovalutata. Cazzo io. La nostra è una regione che spessatamente a fianco delle bellezze sovrannaturali come a viadotti, pilastri mansardati, lavori in corso e palazzine, opere che il mondo intero ci invidia, anche delle indubbie bellezze naturali, cazzo io. Anche delle indubbie bellezze naturali, cazzo io. E cioè mari e montagne. È effettivamente un menù che poche altre regioni possono vantare. Il problema qualunquemente è quello di unire classico e moderno, natura e magia edilizia, il freddo humus e il calore del cemento armato. Cazzo, io. Sono stato a Rimini la settimana scorsa per un convegno sul tema rapporto tra politiche economiche del territorio e anatomia del sesso femminile. E lì ho scoperto e ho capito tutto. I romagnoli hanno scoperto cos'è che muove l'economia turistica, e cioè Upilu! Solo ed esclusivamente Upilu! La mia opinione è che bisogna prenderli ad esempio. Scilla deve diventare come Rimini, Roccella una nuova Gabiccia, cazzo io. Eliminiamo quelle case vecchie e cadenti e al posto loro costruiamo discoteche, vista mare e night club. Innalziamo alberghi a 16 piani sul bagnasciuga, stabilimenti balneari numerati con milioni di vini e di ombrelloni. Non divertimo, cazzo io! Avviamo un'importazione parallela di tedesche. Qui i maschi non mancano e abbiamo una voglia di pilu cronica. Ma a me mi sa tanto che alla fin fine era meglio Cettola qualunque, però qualsiasi competitor come questo Gerardo Bevilacqua, nuova star di internet, ne deve mangiare di pane di Altamura prima di arrivare ai livelli di Cettola qualunque. Per quanto ci siano anche esponenti istituzionali all'altezza. Leggo 2 messaggi per Mario Morcone. La cosa inammissibile è che con le vostre continue trasmissioni su questo argomento state cercando di fare il lavaggio del cervello agli italiani, insinuando un senso di colpa per eventi con i quali noi non abbiamo nulla a che spartire. Cercate di far sentire responsabili gli italiani per fatti non imputabili. Siete corrotti, disonesti, delinquenti, traditori. A un certo punto dovrò fare, me l'ha chiesto anche Morcone, un fascicolo di messaggi contro il prefetto Morcone, ma insomma poi glielo lascerò prima che vada in pensione. Aspetti, gliene leggo un altro paio. Mi sento ogni giorno meno europeista. La Grecia ha problemi economici, si arrangia.
arrangi. L'Italia ha problemi con i migranti, si arrangi. Parliamoci chiaro, altro messaggio. Le cose che ho appena sentito dai vostri ospiti mi fanno rabbrividire. Gli immigrati irregolari arrivano proprio perché la politica li vuole, le organizzazioni no profit spesso in combutta con la mafia ci mangiano alla grande. Perché non parlate di cosa dall'Australia con gli immigrati, di cosa ha fatto l'Australia con gli immigrati che arrivano lì dall'Indonesia? Se ce li teniamo è solo perché il governo li vuole, per le loro politiche folli di far crescere la popolazione e la forza lavoro con africani. Questa è la sua realtà. In realtà ho una domanda, oltre a, se vuole, una replica a queste parole. Morcone, esiste un problema di coesione sociale, cioè lei dice noi siamo 60 milioni, se non di più, 80.000 che sono pochi, e tuttavia un paese sta insieme appunto se riesce a condividere stili di vita. Allora, due risposte, sì, rapidissimamente. Primo, mi riallaccio al discorso che sono stati fatti prima. Inghilterra, quindi Regno Unito, multiculturalismo, hanno avuto gli attentati a Londra e una serie di altri episodi. Francia, assimilazionismo, hanno avuto gli attentati a Parigi, noti a tutti dalle seconde generazioni. In Italia questo non ancora è successo. Sarà un caso o sarà un modo e una capacità di accogliere, se vuoi a macchia di leopardo, ma anche con delle eccellenze e delle qualità? Io me la porrei questa domanda. La seconda risposta ai signori che hanno scritto adesso, insomma, se tu stai male con te stesso è un problema tuo, per favore vai in analisi, parlo con qualcuno, ma evidentemente stai male con te stesso.